lineamento completato, con calma oversize, con calma anche Oranale. E nel lancio c'è battaglia, Oletta difende lo steccato, all'esterno è veloce Orchidea, press, Oletta e Orchidea alle prese con 200 iniziali coperti in 14 e un baffo, in corda breve incertezza per, direi, Olson Lady. E siamo al termine della prima curva con Oletta al comando, Orchidea che ha ripiegato. Al largo viaggia Osidda, in terza ruota avanza Oin Baba che ora va a far coppia con Orchidea nella scia di Oletta, all'esterno anche Osidda. Seconda curva, 46 e frazioni per i primi 600 metri, adesso gli 800 completati da Oletta in 1 e 2 sul piede dell'1.17 e mezzo, in bocca della retta opposta alle tribune, Oletta al comando, Orchidea e Oin Baba in coppia alle sue spalle, poi Olson Lady e Osidda, ancora Ola Cica e Juan Baldini che si lancia a centropista. La rottura improvvisa di Oin Baba, Oletta che va ancora bene in mano a 400 alla conclusione dopo 3/4 di miglio in 1.32 e mezzo. Oletta, Orchidea, Olson Lady, Osidda, Juan Baldini in terza, metà della piegata ormai superata, si va verso l'ingresso della retta di arrivo con Oletta al comando, su Orchidea pressa, centropista c'è lo scatto di Juan Baldini, cerca spazio anche Olson Lady, Oletta ha preso vantaggio sugli avversari, Oletta che viene a concludere netta vincitrice davanti a Olson Lady, mentre per il terzo sono vicine Orchidea Press e Juan Baldini. Oletta da un capo all'altro con Federico Esposito, training di Vincenzo Laporta, i colori della scuderia rosso crociata, la figlia di Cocktail Jet e Bella of the Ball, allevata da Pietro Giusti, che neanche proprietario, con i colori della scuderia rosso crociata, vista il suo grande amore per la città di Pisa. Il premio Carina Capar la vince Oletta con Federico Esposito. Il totale intorno all'1,2,4 scarso, intorno all'1,17 e mezzo la media, la quota al totalizzatore di 6,45.